Settima e conclusiva. Si chiude la serata con il premio Ippodromo per le famiglie, 9 cavalli di 5 e 6 anni che non hanno vinto 8.000 euro al via. Prova in cui Forever Cash LP è una favorita decisamente netta. Con la macchina in movimento, 1 Falco Stella Alberto Garruto, 2 Fall in Love JCP Floriano Finucci, 3 Egberto Mail Maurizio Cheli, 4 Furiosus Sadri Carmine Piscoglio, 5 Fabiana Stecca Roberto Faticoni, 6 End of West Salvo Rosta, 7 Furia Light VP dell'Annunziata, 8 Face to Face SBF Filippo Monti, 9 Forever Cash LP Nando Pisacani. Sono partiti con veloce Fall in Love JCP che prende la testa nei confronti di Falco Stella. All'esterno c'è Egberto Mail, in mezzo alla pista Furiosus Adri. Sulla prima piegata Fall in Love JCP guida il gruppo, Furiosus Adri che punta in avanti, Egberto Mail che prova a contrarlo. 200 iniziali in 15,4, insiste in mezzo alla pista Furiosus Adri numero che 5 Fabiana Stecca squalificato. Fall in Love JCP, poi Egberto Mail di fuori con in scia Forever Cash LP, quindi Falco Stella, ancora Furia Light, Face to Face SBF e End of West. 29,6 i primi 400 metri, comunque abbastanza svelti per la categoria, guida sempre Furiosus Adri con al suo esterno Egberto Mail, in pariglia Forever Cash LP, mentre si muovono le acque dalle retrovie c'è la mossa esterna da parte di Furia Light che marca le mosse di Face to Face SBF, rimangono così tutti lì nelle retrovie, intanto il battistrada Furiosus Adri si è permesso un 31,1 di parziale. Mossa in mezzo alla pista da parte di End of West che dall'ultima posizione prova a puntare in avanti prima di galoppare. E così sulla curva di destra, sempre Furiosus Adri in evidenza, Egberto Mail di fuori, la puntata numero 6 End of West squalificato. LP. Forever Cash che va all'attacco di Furiosus Adri, prova ad attaccarlo quando siamo a 400 dalla conclusione. Furiosus in vantaggio, Forever Cash di fuori, poi Furia Light che scavalca Egberto Mail, è in vantaggio Furiosus Adri, di fuori Forever Cash LP che insiste. Furia Light in terza posizione quando siamo all'ingresso dell'addirittura arrivo, in vantaggio Furiosus Adri, ma Forever Cash LP insiste al suo esterno. Forever Cash LP è passata, Forever Cash LP che viene a rifinire il suo percorso con un bel successo. Furiosus Adri è secondo, Furia Light chiude al terzo posto. 1:15,1 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di Forever Cash LP, Nando Pisacane, il training di Ciro Di Nardo, i colori di casa di Nicola Pisacane. Vince la figlia di Donato Hanover e Umalula che dalla pariglia si impone da netta favorita, porta a casa il successo. Furiosus Adri è secondo, al terzo Furia Light.